progetto Aree forestali di infiltrazione e riduzione di azoto da digestati, con l'acronimo REDAFI, ha affrontato il problema della riduzione dell'apporto di nutrienti di origine agricola nel bacino scolante della laguna di Venezia. Le aree forestali di infiltrazione, dette AFI, sono delle superfici boscate messe a dimora e coltivate per favorire l'immissione di acqua superficiale nel sottosuolo per la ricarica delle falde. Sono una delle possibili soluzioni all'abbassamento della falda freatica, sfruttando l'elevato tasso di infiltrazione dei terreni dell'alta pianura veneta. Terreni che si prestano anche alla produzione di biomasse legnose. REDAFI ha voluto in particolare verificare se ai due obiettivi prioritari delle AFI, cioè l'infiltrazione dell'acqua per la ricarica delle falde e la produzione di biomassa legnosa a scopo energetico, si possa aggiungere una terza funzione, riguardante l'abbattimento di una quota significativa di azoto e fosforo contenuto nel digestato liquido bovino, proveniente da impianti di biogas che utilizzano reflui zootecnici, distribuito nelle interfile degli impianti arborei. Il progetto si è sviluppato per 3 anni presso l'azienda agricola Agriflor a Tezze sul Brenta, dove è presente una AFI matura, cioè di 5-7 anni, che è stata messa a confronto con un campo di mais Loiessa. In questi due sistemi sono stati effettuati spandimenti controllati della frazione liquida di digestato bovino a diverse dotazioni di azoto. Sono state analizzate le dinamiche di diffusione di azoto e fosforo, le emissioni gassose e valutate le produzioni di biomassa legnosa e la capacità di infiltrazione dell'AFI. Il sistema delle scoline e il sistema dei suoli presenti nelle interfile risultano nettamente separati. Si esclude quindi il rischio di contaminazione delle acque destinate alla ricarica della falda. Le AFI possono quindi essere utilizzate nelle zone di interfila per attività colturali che prevedano anche la distribuzione di digestati nei limiti di legge. Il sistema AFI, nel suo complesso, tende a diluire le concentrazioni di azoto in falda, apportando significativi benefici sull'acquifero, non solo in termini di recupero quantitativo, ma anche in termini di recupero qualitativo. Nel confronto con l'AFI, il sistema mais Loiessa presenta perdite di azoto più significative, con valori medi annui di circa 170 kg/ettaro di azoto, rispetto ai 61 e ai 94 kg/ettaro annuo di azoto lisciviato nelle due tesi delle AFI. Sono state studiate anche le emissioni gassose legate allo spandimento di digestato bovino. La metodologia adottata si è basata sull'utilizzo di camere chiuse a ricircolo dell'aria. L'internamento del digestato con dissodamento di terreno entro un'ora dalla distribuzione ha evidenziato un'emissione di ammoniaca inferiori o uguali al 2%, mentre la tecnica di distribuzione superficiale sul sistema AFI ha evidenziato fattori di emissione più elevati, variabili da 11,6 a 17,6%. Considerando la resa produttiva della biomassa legnosa delle AFI, la Paulonia risulta la specie nettamente più produttiva, con 30 tonnellate ettaro all'anno di sostanza fresca, pur considerando il più basso contenuto idrico dell'ecippato ottenuto. La minor produzione è stata registrata dal Frassino Sifillo, con 7,5 tonnellate ettaro all'anno di sostanza fresca, praticamente la metà rispetto al platano e un quarto rispetto alla Paulonia. La minor produttività delle specie autoctone impiegate può essere imputabile, oltre che ai fattori di crescita specifici delle diverse specie, anche al fatto che esse prediligono terreni ad elevata disponibilità idrica. In questo caso, infatti, durante la stagione estiva, l'acqua non è stata immessa nelle scoline per riservarla all'irrigazione delle superfici agricole, e questi terreni alluvionali, caratterizzati da abbondante scheletro, sono rimasti asciutti. In definitiva, il progetto REDAFI, grazie alla taratura e validazione di modelli che simulano il comportamento idrologico e le dinamiche dei nutrienti, ha fornito dei risultati validi non solo per i siti oggetto di sperimentazione, ma esportabili ad altri contesti simili.